non so cosa fare, il telefono non squilla, nessuno mi viene a cercare. Prendo la macchina e comincio a girare, su e giù per i paesi, sperando di poterti incontrare. E vado su, 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 e vado giù, 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 e vado su, 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 e vado giù, 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 e poi ancora su, 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 e poi ancora giù, 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 su e giù, su e giù, su e giù. Strano io, strana questa vita, questa cosa qui non l'ho mai capita. Strano io, strana questa vita, ma l'importante è che oggi sia una bella giornata. Certi giorni ho il morale alle stelle, certi altri odio anche quelle. Un attimo prima son felice e faccio. Il nostro campionato è equilibrato, abbiamo fatto diversi risultati consecutivi prendendo i 3 punti, però sempre comunque con grande fatica, con grande umiltà. Oggi non ci siamo riusciti, abbiamo trovato di fronte anche una nocerina gagliarda che ha tirato fuori il meglio di sé e non era facile, insomma, abbiamo concesso poco, abbiamo costruito poco e la partita si è sviluppata senza trame di gioco, palla a terra e quindi poco spettacolo, ma d'altra parte su un campo del genere dove la palla rimbalza malissimo era impensabile poter riuscire a costruire un'azione degna di questo nome.